Oddio! Porca puttana, mi son cagato. Oddio. Ma vaffanculo. Ma sei tu che spari veramente? Tra l'altro l'ho pure colpito. Vaffanculo, che bastardo. C'è uno qua, vaffanculo, questo spara. Dove minchia sei andato, bastardo? Io vado dall'altra parte. Guarda, guarda, spara l'esplosione. Minchia, sei proprio me. Vaffanculo. Oddio, ho preso il fucile. Sì. Sì. Guarda, ma questo qui da quanto tempo è che è rimasto qui? Ma soprattutto perché mi sparava? Ed è uno sconosciuto, quindi uno che era già qui nelle gallerie. Non ha niente a che vedere con me. Bello lì. Ok, ricarichiamo sta roba. Come si ricarica? Madonna. Mettiamo i colpi. Eccolo lì. Pure una granata qua. No, 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 io lo spazio lo libero per una granata. Aspetta, volendo potremmo usarlo un kit. Ok, qua c'è un'altra porta da aprire. Volendo potremmo sparargli un colpo di pompa. Ma sai che ti dico? Ma manco a cercarci la tabia, cosa? Tiriamogli la granata. Ok, siamo in quella stanza. Eccolo! Il detonatore. Ok, la maniglia ce l'abbiamo. Adesso cosa manca? L'esplosivo? Qui si potrebbe ritornare indietro. Vediamo se qui c'è qualcos'altro. Oh, no, ok, ok, qua siamo, ritorniamo sul punto di prima. Bene. Allora a sto punto spostiamo il barile. Ci stiamo infossando male. Ma siamo usciti? Era la fossa di cui parlavano. Lanciavano qua e sentivano solo urla. Io ho solo paura di morire. Ma comunque sto posto è strano forte, eh. Oh, qua c'è un oggetto abbastanza strano, raga, eh. Devo prenderlo. Cos'è? Coniglio di pezza. Potrebbe avere un valore sentimentale di qualcuno. No! L'ho buttato. Prendi il coniglio. Però chi lo sa, raga, magari proprio per... Ah, ma... Lambert. E infatti mi ricordo. Vi ricordate la fossa all'inizio del gioco, praticamente? È qui, dove abbiamo trovato Lambert. Quindi noi siamo passati da qui, ma un casino. Bene, però abbiamo il codice dell'armadietto di Lambert. Dovremmo tornare assolutamente indietro, raga. Raga? Io adesso non so se è solo un effetto visivo. Grilletto sempre pronto a sparare. Che raga, se mette ansia a vedere ombre. E da qui io sono arrivato, ma... C'è il modo adesso di ritornare indietro. Come cazzo salgo? Spingere uno scatolone, ma vorrei trovare uno più piccolo. Trovato! Perfetto, penso che il modo per salire sia questo, almeno. Spero di non sbagliare. Me ne voglio andare, me ne voglio andare. Perfetto, perfetto. Mamma mia, raga, mamma mia. Ok, adesso dobbiamo tornare indietro. E mi sa che abbiamo finito il generatore. Abbiamo una tanica volendo. Dovremmo comunque ritornare a salvare. Sia per mettere la maniglia del detonatore, sia per guardare la mappa, sia per mettere la luce. Ecco, quella era totale un'altra area comunque. Qua c'è ancora qualcosa. Comunque l'acqua si è abbassata di molto qui. E magari si vedono oggetti che prima non vedevamo, ma non vedo niente. Manco una tanica prima di andarmene. Magari ne porto una in più. Adesso non dobbiamo morire. Vedi? Qui abbiamo fatto tutto, manca soltanto qualcosa nel deposito degli esplosivi. Dovremmo entrare solo lì e prendere, penso, l'esplosivo e poi andarcene. Il problema è che io me ne vorrei andare ora. Via, 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 via. Giusto per salvare e farci le cose con un minimo di elettricità. Perfetto, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Ok, salviamo. Mettiamo la maniglia del detonatore, penso qui, perché manca. Eccola qua. Perfetto, adesso manca soltanto l'esplosivo. Qua possiamo, volendo, usare la pistola. Poso la pistola e sti gran cazzi, no? E queste ce le dobbiamo portare per adesso dietro, per forza. Minchia, le cose scompaiono. Merda. E allora sto razzo, pur di non buttarlo, magari lo metto lì. Fa un po' di luce, sempre meglio di niente. Dobbiamo solo prendere l'esplosivo. Oddio, ce l'ho dietro. Porca puttana, scappa, scappa. Ce l'ho un kit medico? Sì, mi ha ferito un bel po'. Usalo. Bevi tutto. Cos'è? Ti bevi un po' d'acqua ed è tutto a posto. Ah, prende pure la benda, ok. Bene, stiamo bene, stiamo bene. Prendi il pompa. Ti vedo, ti spacco la faccia. Bene, dovrebbe essere da qualche parte qui qualcosa da fare. Deposito esplosivi. Come cazzo si va?
Ah, il codice che l'avevamo ottenuto. Codice dell'arsenale 5202. 5202. Perfetto. Abbiamo il codice. Carburante. Sacro. Questo è il razzo segnaletico. Facciamo un po' di luce. Merda. Dove cazzo si passa qui? Guarda dov'è la dinamite. Ah, vaffanculo, posso spostare qui. Calma. Farti prendere dal panico. Qua siamo chiusi. Merda, è qua. Devo sperare che se ne vada, ti prego. Bravo. Vai via, vai via. Comunque il razzo fa rumore, attira pure lui. Non posso passare io tra gli scaffali. Oh cazzo. Ti prego, vai via. Dai. Oddio, ho sparato un colpo di pompa. Merda, c'è lui qui a rompere i coglioni. Che colpi abbiamo? Un colpo in canna ce l'abbiamo. Si è finita l'elettricità. Madonna. Mamma mia, non so veramente come passare. Una cosa è sicura, lui qui ha rotto tutto. Quindi questi scaffali in teoria si possono rompere. Qua c'è il filo e possiamo procurare la granata per rompere gli scaffali. Qua è pieno di roba. Qua possiamo aprirci un passaggio. Mamma mia, ma è pieno qua. Abbiamo un razzo. Ok, ricordiamoci che lui può semplicemente scassare tutto senza troppi problemi. E può uscire da qui. Ok, lo attiriamo di qui. E se esce di qua è un po' un bastardo comunque. Mamma mia che situazione di merda. Abbiamo due taniche. Dai, è la parte finale non mi ha visto? Oddio! Via! 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 Via, 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 via. Vai via, 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 via. Oddio, raga, ma che cazzo di ansia però. Ah, Dio. Non abbiamo granate normali. Porca puttana. Allora, intanto mettiamo due taniche stavolta. Mamma mia, dobbiamo solo prendere gli esplosivi e non ci stiamo riuscendo, incredibile. Ok, riforniamo di nuovo il generatore, ci riproviamo. Una cosa è sicura, sempre più passaggi li stiamo aprendo. Non ho più i colpi del fucile a pompa. Male che vada, ritiriamo una granata a gas. La granata potrà servirci qualora dovremmo sfondare qualcosa. Per andare di lì è un casino. Dobbiamo fare tutto il giro tra questi scaffali e non è semplice. Però adesso c'è la luce, raga. Prima era un casino girare qui. Però potremmo anche tentarla. Ok, abbiamo un codice. Di qui si può tornare. Ma dai, 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 dai. Devi fare veloce però, cazzo. Giusto per controllare se qua c'è qualcosa. Perfetto, qua non c'è niente, raga. E uccidendo i ratti abbiamo preso sia il codice. Possiamo pure passare da qua sotto. In teoria dovremmo avere gli esplosivi da qui. Andiamoci l'accessorio, non si sa mai, c'è qualche filo. C'è un labirinto. Ok, di qui. Perfetto. Abbiamo preso un razzo. Accendi! Torcia di merda. Eh no, noi dovremmo andare da quest'altra merda. Però facendo così questo mi fa perdere un male di te. Non che dobbiamo far saltare tutto. Vediamo se brucia sta roba. Ok, ho tirato un razzo lì. Spero di avere attirato la sua attenzione. Ma gli esplosivi dove cazzo sono? Li ho persi. Allora ragazzi, 2 ore che giro qui. La luce sta esaurendo. Però aspetta, abbiamo aperto. No, ho aperto un cazzo. Io proverei a toccare qui. Dio mio, che situazione di merda però. Però ho aperto il passaggio, devo solo aspettare che il gas se ne vada. E veramente spero sia di qui, perché cioè, in teoria raga è da questo lato. È gigante sto magazzino. Dai, cazzo dura. Siamo messi bene. Che 2 ore di gas, ma vai a cagare, è dovuto arrivare quello. E ancora c'è il gas, non è che sta spaccando tutto. Ancora c'è il gas, il bello è questo. Dai, non finisce più quel gas di merda, raga, me ne devo andare da qui. Penso che ha fatto esplodere altra roba. Niente, raga, quasi quasi prenderei del danno, ti giuro. Che non so quanto danno fa. Troppo. Ma dai, ma che truffa. Guarda che truffa. Non può durare all'infinito. Porca puttana, finalmente.
Oh, ce li abbiamo, raga. Finalmente 2 ore per fare sta parte, raga. Non ci crederete mai. 2 ore che sono qui perché c'era il gas. Lui che veniva in continuazione. Io che non ho modo di sparare a robe perché non ho colpi, non ho niente. Ecco, adesso ho un colpo, ma non ho manco la pistola dietro. Ok, aspetta, dato che c'è un kit, io me lo sparo. Ok, adesso abbiamo l'esplosivo. Comunque dobbiamo solo andare a casa. Dai, 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 raga. Abbiamo gli esplosivi, devo solo andarmene da qui vivo. Il resto in più, quella stanza sì, si poteva aprire, ma facciamo rumore. E serviva soltanto fondamentalmente a prendere oggetti. C'era un proiettile, c'era la sacca dell'inventario, quella sì era utile però. Voglio anche non evitare di morire male. L'altro ho pure sbagliato strada, che bello. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo, dai, 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 vai, 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 via. Vai via, ho trovato la strada. Sì, sì, raga, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, non ci credo. Non ci credo, non ci credo. Riforniamo il generatore, mettiamo subito la bomba e ce ne andiamo da sto posto di merda. Vai, 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 vai. Un colpo dovremmo averlo in teoria. Abbiamo un colpo e un colpo c'era in canna. Ah no, 2 colpi, perfetto, quindi abbiamo 3 colpi. Bene. Ok, mettiamo l'esplosivo qui. Perfetto, raga. Ci siamo, eh. Vado. E dai, non fare minchiate, mi raccomando, eh. Ok, ragazzuoli, abbiamo fatto detonare il tutto. Ma prima di salutarci, però, dobbiamo andare a vedere gli armadietti qui, perché abbiamo trovato 2 codici. Allora, abbiamo Lambert 2490. Lambert, dove cazzo è Lambert? Eccolo qua, 2490 90. Ecco fatto. E abbiamo un colpo pompa e una nota di Lambert. Il nuovo sveglio alla cappella, vai a cagare. Ok, poi abbiamo un altro codice di Augilar. Qual era il codice? 0247. 0247 7. Eccolo qui, un colpo pistola e un kit medico. Perfetto, ragazzuoli. Io direi che per questo episodio, forse anche un po' più lunghetto degli altri, possiamo salutarci qui. Noi ci vediamo nel prossimo episodio, dove vedremo se usciamo vivi da questa caverna, se questa qui è realmente l'uscita, oppure esplodiamo malissimo. Quindi signori, un salutone e alla prossima. Ciao belle mie.